Pronta la mozione anticrisi per rinsaldare la maggioranza, lo ha annunciato il governatore Fedriga, che sul terzo mandato spera che rimanga ancora accesa una fiammella di speranza. Anche D'Agostino è stato nominato dalla politica, non ha mica vinto un concorso. Giacomelli risponde alle accuse ai meloniani per la revoca di Torbianelli da segretario del Porto. Una funivia da Miramare a Montegrisi in alternativa al progetto attuale. La proposta di Ukmar del PD spiazza la coalizione di centrosinistra che accusa la maggioranza per la gestione dell'aula. Raffica di treni saltati soprattutto sulla Trieste-Udine e 34 voli di Ita Airways cancellati a causa dello sciopero nazionale di trasporti che ha messo in crisi pendolari e turisti. Le foto di Liliana e Sterpini insieme nel 2003 e nel 2013 in 5 hard disk consegnati dal marito visentino a un amico dopo la scomparsa della donna. Lunedì l'incidente probatorio. Arrivi di migranti dalla rotta balcanica in leggero calo, ma pesano i tempi d'attesa per le questioni burocratiche in questura. Il report delle associazioni che si occupano dell'accoglienza. A Canestro, per la ricerca, scatta in piazzale Straulino l'evento a favore dell'AIRC, organizzatore principale il cestista triestino Stefano Bossi. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. La mozione è pronta, ora vedrò la maggioranza e dunque si andrà al voto in Consiglio regionale, così il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga sulla mozione programmatica che andrà in aula con la questione di fiducia. Una sorta di programma di fine mandato per compattare il centrodestra dopo la crisi apertasi alcune settimane fa. La mozione della prossima settimana se ne discute ormai, è pronta? Sì, è quasi pronta, anzi è scritta, incontrerò ovviamente le forze politiche di maggioranza e dopo la voteremo. Vedrà finalmente la luce, presumibilmente già la settimana prossima, la mozione programmatica di fine mandato che ha lo scopo di ricompattare il centrodestra dopo la crisi di maggioranza innescata solo alcune settimane fa dal ministro Luca Ciriani di Fratelli d'Italia. C'è una discussione di maggioranza che verrà fatta, quindi a seguito di quella ci sarà l'ufficialità del testo stesso. Dopo il passaggio con le segreterie dei partiti di centrodestra, il documento andrà al voto in Consiglio regionale con il Presidente che porrà la questione di fiducia sul provvedimento. Quanto al terzo mandato, dopo le recenti chiusure del leader di Forza Italia Tajani e i meloniani sempre meno propensi, la partita è chiusa? Non faccio parte di chi discute a livello nazionale della cosa, mi auguro che ci sia sempre accesa una fiammella per una discussione che semplicemente comporta la possibilità ai cittadini di scegliere. A me sembra stranissimo questo dibattito, perché semplicemente non può essere un dibattito ideologico, deve essere un dibattito semplicemente se uno crede che i cittadini possano scegliere o no, o se il cittadino deve essere impedito di scegliere, e se è impedito di scegliere vuol dire che non ritiene i cittadini in grado di fare la scelta giusta. Non è un concetto democraticissimo, diciamo. Dunque la bagarre sulla revoca delle deleghe a Vittorio Torbianelli, segretario generale facente funzioni del Porto di Trieste, che ha scatenato una ridda di polemiche del centrosinistra per quello che viene definito un gioco di spartizione di poltrone della maggioranza del governo. Penso che il commissario Guerrieri sia un'ottima scelta. Penso che lavorerà bene in continuità con un porto che ha funzionato e continuerà a farlo. Dopodiché non entro nelle altre scelte perché non sono di mia competenza. Infine un commento sul ruolo dei CPR, puntualmente al centro delle polemiche per le rivolte che scoppiano anche in quello di Gradisca. CPR devono essere aperti per me. I centri sono dei centri dove vengono collocati delle persone, in molti casi che hanno dei precedenti, che è pericoloso girino liberamente sul territorio nazionale, che devono essere rimpatriati. Chi vuole chiuderlo semplicemente vuole una deregulation a favore di persone che hanno commesso degli atti delinquenziali. Fratelli d'Italia sotto accusa dall'intero centrosinistra per la revoca di Vittorio Torbianelli dalla posizione di segretario generale facente funzione del porto di Trieste. Stamattina Sveglia Trieste ha replicato sul tema il segretario provinciale dei meloniani Claudio Giacomelli. Sentiamo. Una gazzarra, soprattutto da parte del PD, veramente pazzesca sul quasi niente. Perché sul quasi niente? Continuo a sentire che Torbianelli, che sempre va ringraziato per il lavoro che svolge, era il segretario generale. Non lo era, era il segretario generale facente funzioni.
e non poteva diventare segretario generale semplicemente perché in questo momento non abbiamo un presidente ma abbiamo un commissario, quindi quella di Torbianelli era una carica assolutamente provvisoria. Così il segretario provinciale di Fratelli d'Italia sulla revoca di Vittorio Torbianelli da segretario facente funzioni dell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone. Evidente però come la revoca, arrivata a una settimana dalla conferma del dirigente da parte del commissario e futuro presidente Antonio Gurrieri, si incardini in una spartizione di caselle collegate ai partiti della coalizione di centrodestra che sta battagliando a livello nazionale sulla questione delle autorità portuali, tema questo che ha sollevato gli strali del PD con la segretaria regionale Conti che ha richiamato Fedriga a farsi garante della continuità gestionale dello scalo, mentre le opposizioni in Consiglio Comunale hanno depositato una mozione che impegna il sindaco di Piazza a verificare la situazione. Il presidente Zeno D'Agostino non è che avesse vinto un concorso. Il presidente Zeno D'Agostino è stato individuato dalla politica, all'epoca della politica era, la presidente regionale era Serracchiani, anche credo che anche a Roma ci fosse il Partito Democratico, hanno individuato Zeno D'Agostino. Quando poi è arrivato il centrodestra abbiamo confermato Zeno D'Agostino perché aveva lavorato bene, esattamente come è stata la politica a individuare il presidente Gurrieri, che mi sembra abbia avuto il plauso di tutte le forze politiche questa nomina. Quanto all'attuale gestione del ruolo di segretario generale alla Torre del Lloyd, chi ha messo la politica? Nessuno. In questo momento le deleghe sono esercitate dai dirigenti del porto che sono stati nominati dai tempi perché non credo che né il commissario Torbianelli né dopo il commissario Gurrieri abbiano fatto dei cambi interni, credo di no, sempre dai dirigenti che lavoravano con Zeno D'Agostino. Una funivia da Miramare a Montegrise, in alternativa al progetto attuale, la proposta di Ukmar del Partito Democratico spiazza la coalizione di centro-sinistra che accusa la maggioranza per la gestione dell'Aula. Al termine della seconda settimana della maratona in aula in merito alla cabinovia, l'opposizione ha ribadito in piazza il proprio malumore per come il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale e la maggioranza stanno portando avanti i lavori. In tal senso, par di capire, ci si prepara ad un'estate piuttosto rovente. Siamo un'opposizione compatta e unita contro quest'opera, che aveva già delle alternative in precedenza, perché 5 anni fa la cittadinanza chiedeva un tram che collegasse Barcola con le periferie verso Borgo San Sergio. La maggioranza non ha neanche tenuto in considerazione questa alternativa e noi ci ritroviamo adesso nel 2025, in quest'estate caldissima, a continuare a discutere, continueremo a discutere e non molleremo di un centimetro. Le accuse lanciate oggi riprendono quelle lanciate da tempo. Scarsa considerazione per quella che a dire dell'opposizione è la volontà della maggior parte dei cittadini, scarsa coesione fra i partiti della maggioranza e in tal senso l'ipotesi di prolungare il progetto fino a Montegrisa è vista come una sconfessione dell'intera iniziativa, mancanza di rispetto, oltre che, come detto, una gestione del dibattito eccessivamente disinvolta, tanto che vi potrebbero essere degli strascichi. Io continuo a consegnare via protocollo istituzionale ma anche via PEC documenti e memorie, perché le cose devono essere ben chiare e deve essere ben chiaro che mancano una serie di passaggi che ci sono dovuti, che sono dovuti nella tutela dei cittadini. All'interno di un'opposizione graniticamente contraria al progetto della cabinovia, tuttavia, vi sono voci leggermente dissonanti. Io ho sempre avuto una posizione possibilista. Stefano Ukmar, consigliere PD, si è sempre dichiarato possibilista in merito ad una soluzione consimile a quella della contestata Ovovia. Stamani Ukmar ha rilanciato. Mi sono messo al computer ieri su Google Earth, ma se andiamo lì alla fine della piazza la vediamo. Ho provato a tracciare una linea dalle istituzioni scientifiche sopra Miramare a Montegrisa, passa abbondantemente sotto l'abitato di Contovello che si vede da qui, non tocca nessuna abitazione, c'ha una lunghezza di 2,7 km, quindi costerebbe la metà rispetto a questa qui. Non darebbe fastidio a nessuno. Resta da vedere se e come tale idea sarà raccolta. Oggi, fra i colleghi di schieramento di Ukmar, l'ipotesi è stata salutata da commenti genericamente positivi. Il tempo dirà presto, si torna in aula mercoledì, se ciò scardinerà il muro eretto dalla minoranza.
Torna Ring questa sera con Ferdinando Avarino, i suoi ospiti alle 21:10, Roberto Di Piazza, il sindaco di Trieste, a tu per tu con Ferdinando Avarino, poi alle 21:40 il dibattito politico, Paolo Altin, lista Russo.Franco, Rosanna Pucci del Partito Democratico, Danilo Slocar della Lega e Massimo Codarin di Fratelli d'Italia. Non finisce qui, alle 22:45 Sulle ali dell'amicizia, il nuovo documentario di Andolina con il regista Andrea Andolina. Ring stasera dalle 21:10. Raffica di treni e voli aerei cancellati anche in Friuli Venezia Giulia a causa dello sciopero di 24 ore nel settore appunto dei trasporti. Vediamo. Messaggi sui cartelloni luminosi della stazione centrale di Trieste emblematici e passeggeri costretti a ore d'attesa per salire su un treno garantito piuttosto che affidarsi a Trenitalia o Italo per i rimborsi. I sistemi delle due compagnie sono diversi, quindi meglio rivolgersi ai siti web. Lo sciopero del 20 giugno ha colpito nel segno con lo stop a una raffica di treni regionali sulla dorsale Trieste-Udine, fondamentale poi anche per i collegamenti con il Veneto. La mobilitazione del resto è scattata già nella serata di giovedì 19 luglio dalle 21 e si protrarrà per 24 ore. Meglio dunque affidarsi ai siti dedicati per vedere se il convoglio prescelto rientra o meno fra quelli garantiti o, in caso contrario, rimandare la partenza. A subire pesanti disagi infatti anche il traffico a lunga percorrenza. Vedi la cancellazione in mattinata del Frecciarossa 9707 in partenza da Milano Centrale e diretto a Trieste. Brutte notizie anche per chi viaggia in aereo. A causa dello sciopero Ita Airways si è vista costretta a cancellare 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti nel giorno dello sciopero, ovvero quest'oggi, venerdì 20 giugno. Gli altri 2 voli soppressi sono nazionali ed erano programmati per il 19 e il 21 di giugno. La compagnia, nella sezione informazioni di viaggio del sito web, invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. In caso di cancellazione o modifica dell'orario superiore alle 5 ore, i passeggeri possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto allo 06 85 96 0020. Ulteriori possibili novità sul caso di Liliana Resinovic in vista dell'incidente probatorio che verrà celebrato lunedì 23 giugno. Sebastiano sapeva tutto di noi da mesi, per non dire da qualche anno. Claudio Sterpin lo aveva detto più volte a Tele4, Visintin sapeva tutto, ora alcuni scatti fotografici potrebbero confermarlo. Si tratta di foto risalenti a oltre 20 anni fa che ritraggono Liliana Resinovic insieme con Claudio Sterpin a una manifestazione sportiva organizzata dall'associazione da lui presieduta nel 2003 e un'altra datata 1 gennaio 2013 in cui Sterpin si tuffa in mare durante il tradizionale tuffo di Capodanno a Barcola. Sono alcune immagini scattate da Sebastiano Visintin contenute in una cartella denominata Modigliani, archiviata insieme ad altro materiale in 5 hard disk che lo stesso Visintin, il marito di Liliana, avrebbe chiesto a un amico di custodire trattandosi di foto personali pochi giorni dopo la scomparsa della donna avvenuta a metà dicembre 2021. La notizia è stata diffusa dalla trasmissione televisiva Quarto Grado. Essa potrebbe dimostrare che Visintin era al corrente della frequentazione di Liliana con Sterpin, tra i quali in gioventù ci sarebbe stata una relazione sentimentale. Visintin ha sempre sostenuto invece di non conoscere Sterpin e che non vi era alcuna storia d'amore tra lui e Liliana. Sterpin, al contrario, ha sempre detto che lui e Liliana avevano ripreso un rapporto sentimentale e che stavano per andare a vivere insieme. Noi 3 giorni dopo dovevamo sparire da Trieste, lei se ne andava da casa, probabilmente aveva già accennato qualcosa a Sebastiano e non è escluso che questa sua volontà sia stata un'autocondanna a morte, punto, questo dico io. Probabilmente anche di queste foto si parlerà durante l'incidente probatorio per assumere la testimonianza di Sterpin, fissato per il 23 di giugno. Preso anche il complice che lunedì scorso aveva messo a segno il colpo da 1.000 euro alla sala slot di Via Giulia. Si tratta di un 42enne rintracciato dai carabinieri in un'abitazione di Via Orlandini. L'uomo è stato arrestato, portato al carcere del Coroneo. Secondo quanto appreso, i soldi rubati servivano per acquistare droga. Nell'appartamento dove l'uomo trascorreva la propria latitanza, però, non sono state trovate sostanze stupefacenti né i soldi rubati. Il 42enne dovrà rispondere di furto aggravato, mentre la donna assieme a lui, durante il blitz nel locale, una 40enne, era stata
arrestata per rapina impropria, dato che quel giorno aveva strattonato il titolare della sala slot per aprirsi la via della fuga, senza successo. La malintenzionata, come il complice già nota alle forze dell'ordine, era stata trasferita agli arresti al pronto soccorso di Cattinara, dove aveva dato incandescenze. Dopo le cure era stata portata al carcere del Coroneo. La Regione investe 40 milioni di euro sul personale sanitario, sottoscritto l'accordo con le parti sindacali. Eccolo qua. 40 milioni di investimenti sul personale sanitario è l'atteso pacchetto di interventi economici e contrattuali volto a contrastare le difficoltà operative che si riscontrano in alcuni settori con turni pesanti o collocati in sedi meno attrattive, che è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali della sanità e dall'85% di quelle della dirigenza. L'obiettivo è rendere più attraente la professione e spingere il personale a rimanere nel comparto pubblico, evitando fughe in ambulatori privati. Nello specifico, la Regione ha messo sul piatto oltre 36 milioni di euro per il 2025, a cui si aggiungono quasi 4 milioni per le indennità della dirigenza per gli anni dal 2022 al 2024. In concreto, si parla di aumenti di stipendio medio al mese fra i 700 e 850 euro per i professionisti della salute in servizio alla Sores, fra i 640 e i 730 euro per quelli del pronto soccorso, anche pediatrici, e dei reparti di osservazione breve intensiva, un aumento fra i 370 e i 460 euro per i professionisti del 118 e delle automediche e fra i 120 e i 210 euro per quelli operanti in settori critici o disagiati. Gli aumenti per gli assistenti e gli operatori delle medesime strutture oscillano invece tra 360 e 450 euro medi mensili, mentre quelli per il personale di supporto tra 200 e 190 euro. Previsti aumenti di retribuzione anche per i medici e dirigenti turnisti dei medesimi reparti, che vanno sempre a spalmarsi nel 2025, più le indennità per gli anni 2022, 2023, 2024. Soprattutto per rafforzare soprattutto quelle aree più critiche, penso all'emergenza-urgenza, nel quale è un problema nazionale, non c'è dubbio, la risposta, e soprattutto i professionisti da collocare in quell'area. Questo accordo, che oltretutto è stato discusso dall'assessore Riccardi anche con la parte sindacale, vuole andare a dare risposta proprio a queste esigenze. Illustrato dalle associazioni che si occupano di accoglienza il nuovo report sulla situazione dei migranti a Trieste. Sentiamo. E le persone in strada non le riusciamo a conteggiare perché c'è una dispersione maggiore, sono molto più dispersi nell'area del Porto Vecchio di quanto fossero prima. Certamente sono meno che nel passato, ma sono un numero elevato, sicuramente più di 100, questo non c'è dubbio. 13.419 persone incontrate, oltre 8.000 sono uomini, più di 2.000 minori non accompagnati, 539 le donne sole e 422 nuclei familiari. Sono alcuni dei dati afferenti all'anno 2024 presentati nel corso della giornata mondiale dei rifugiati. I migranti che arrivano a Trieste nella maggioranza dei casi sono afghani, poi cittadini da Siria, Pakistan, Bangladesh, Kurdistan turco, Nepal e Turchia. Per quanto riguarda la situazione attuale, fra gennaio e maggio di quest'anno sono state 2.971 le nuove persone incontrate dal sistema di accoglienza, di cui l'81% sono adulti e il restante 19 minori. Già possiamo smentire la lettura purtroppo molto diffusa ma errata per l'appunto, che vede una diminuzione degli arrivi. In realtà noi abbiamo registrato nel corso del 2024 una diminuzione del 16%, che sembra essere più o meno stabile nel 2025, quindi una diminuzione sì, ma molto modesta, molto più modesta del crollo che è stato invece annunciato. Non c'è nessun crollo degli arrivi e soprattutto anche questa differenza potrebbe anche essere legata in realtà a una maggiore invisibilità dei transiti, quindi non siamo neppure certi che si tratti di una vera diminuzione. L'unico miglioramento della situazione a Trieste, sottolinea il presidente di ICS, è la sistematicità dei trasferimenti di migranti verso altre regioni, ma, insiste Schiavone, sono ancora troppo lunghi i tempi di attesa per ottenere in questura la documentazione necessaria al soggiorno in Italia. Una nuova problematica legata ai tempi di accesso alla questura e alla manifestazione di volontà di chiedere, appunto, alla manifestazione della volontà di chiedere protezione. I tempi di attesa vanno oltre i 20 giorni, durante i quali le persone sono completamente abbandonate in strada. Una serie di murales hanno completato l'opera di riqualificazione urbana di Piazza Perugino, fortemente voluta dall'amministrazione comunale.
Piazza Perugino rinasce grazie all'arte urbana, un progetto fortemente voluto dall'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder insieme al premio Nobel per la pace il professor Filippo Giorgi. Un luogo simbolico di rigenerazione, quello della zona troppo spesso alla ribalta delle cronache per episodi di violenza. Ma proprio per far significare che non è una zona abbandonata, che anche forse con piccoli gesti personali, con un abbellimento del verde, prima non c'erano degli alberi, adesso ne abbiamo ripiantumati di nuovi, con un po' di attenzione, anche con il coinvolgimento dei ricreatori, delle scuole, della parrocchia locale, cerchiamo di contribuire con, in questo caso, i disegni realizzati con il tema della sostenibilità ambientale, il tema soprattutto del verde, cerchiamo di contribuire a migliorare, a abbellire e rendere anche un luogo un po' più piacevole, perché è molto frequentato dai bambini e ritengo che a loro vada posta massima attenzione. La realizzazione dei murales nelle 6 aiuole centrali e lungo il muro semicircolare in fondo alla piazza è stata possibile grazie al concorso Generazione Planet promosso dalla BCC Venezia Giulia. La banca BCC Venezia Giulia ha voluto finanziare questo progetto che si chiama Generazione Planet, vuole finanziare 5 borse di studio per 5 giovani ragazzi che presentano dei progetti legati al mondo della sostenibilità. Qui ad esempio abbiamo la rappresentazione di uno di questi progetti con la riqualificazione di una delle piazze di Trieste, Piazza del Perugino. Gli artisti Jacopo Bridda, meteorologo e videomaker, e Giacomo Zecchi, vincitori del concorso, hanno ideato un progetto che coniuga la street art contemporanea con un forte messaggio ecologico. L'intervento per la riqualificazione di Piazza Perugino è avvenuto in più fasi, con la sistemazione e arricchimento del verde all'interno delle aiuole, la pulizia della piazza e la predisposizione dei fondi per la successiva colorazione con i murales. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo fra poco con altri servizi. State con noi. È stata presentata la festa della CGIL, la 3 giorni, che si svolgerà il 26, 27 e 28 giugno a San Giovanni. Vediamo. Quest'anno la portiamo all'interno dell'ex comprensorio dell'ospedale psichiatrico di San Giovanni, che è chiaramente un luogo iconico per quella che è stata, insomma, la rivoluzione basaliana, quindi c'è tutto un significato. Lo portiamo all'interno del Roseto e la portiamo anche all'interno del Teatro Basaglia, lo portiamo con tanti ospiti. Ecco dove si svolgerà la festa della CGIL a Trieste nella 3 giorni del 26, 27 e 28 giugno. Dibattiti e conferenze, ma anche momenti conviviali con tanti ospiti, focus in particolare sul tema della sicurezza. Intesa però 360 gradi, non solo salute e sicurezza, ma anche sicurezza di chi un posto di lavoro vorrebbe conservarlo e sicurezza anche dal punto di vista sociale. Altre iniziative che riguardano ad esempio l'esperienza prodotta della psichiatria con Peppe Dell'Acqua e con ospiti rilevanti come ad esempio Giuseppe Conte, tanti segretari nazionali della CGIL e tanti ospiti che hanno, insomma, dato la loro presenza, e quindi pensiamo che, e invitiamo naturalmente tutti i cittadini e cittadine a presenziare, e avremo anche la parte più ludica, diciamo, con riferimento al posto delle fragole. Abbiamo invitato le istituzioni locali, regionali e nazionali, quindi noi abbiamo esteso naturalmente l'invito sia a partiti e segretari, diciamo, di centrosinistra e di centrodestra. Fra i temi analizzati, impossibile non toccare quello della guerra. Alla festa del sindacato ci sarà anche una rappresentanza di Emergency ed è previsto un collegamento con la Palestina. Emergency si occupa da 30 anni di curare le vittime delle guerre, in questo momento si trova in 3 paesi in guerra, perché si trova operativa in Palestina, in Ucraina, in Sudan, e continua a lavorare anche in Afghanistan, dove si vedono ancora le conseguenze a lungo termine delle guerre. Le testimonianze dei nostri operatori sono chiarissime, il 90% delle vittime delle guerre sono civili, e proprio questo cercheremo di raccontare. All'evento ci sarà un collegamento in diretta da Gaza con una nostra infermiera presente nei nostri presidi sanitari, e poi ci sarà anche un secondo intervento di Raul Pantaleo, che ha fatto esperienza in tutti i contesti di guerra di Emergency, e racconterà come i nostri ospedali rispondono alle emergenze. Sciopero nazionale per l'Unione Sindacale di Base, i 2 temi chiave, l'inaccettabilità dei conflitti a livello internazionale e la conversione dell'economia.
Come USB abbiamo proclamato lo sciopero generale con i crismi di legge già mesi fa, ma come dire, la storia ci supera. Lo avevamo fatto principalmente contro la guerra, contro il genocidio in Palestina, oggi ci ritroviamo anche una guerra in Iran, bombardamenti, come dire, l'invasione della Siria, una serie di episodi in cui Israele è coinvolta in ben 7 conflitti, oltre a quello interno ovviamente del genocidio palestinese. L'altra parte ovviamente è tutta la conversione dell'economia da economia, come dire, normale, economia di pace a economia di guerra, quindi il 24 e 25 giugno ci sarà il vertice NATO in cui l'Europa probabilmente deciderà di fare le conversioni delle proprie economie. Questo vuol dire però far morire, ad esempio per l'Italia, settori storici, quindi togliere i finanziamenti a settori storici come l'automotive, l'elettrodomestico, le telecomunicazioni e spingersi invece sull'economia di guerra, che storicamente non ha prodotto grandi posti di lavoro, però ha prodotto invece morte e distruzione. Questa cosa qua USB la respinge radicalmente. Scatta domani sul piazzale Straulino l'evento Un canestro per la ricerca. Stefano Bossi scatta domani a Canestro per la ricerca sul piazzale Straulino, sulle rive di Trieste a fianco ad Italy, una manifestazione di sostegno all'AIRC legata però naturalmente alla Palaspicchi. Sì, siamo giunti alla seconda edizione, oggi partiremo con la cerimonia di apertura, quindi con la Charity Dinner. Abbiamo raggiunto già chiaramente il numero massimo di invitati, siamo contentissimi di questo, ci sarà anche una degustazione vini precedentemente. Da domani si parte invece con il giocato, la mattina ci sarà un torneo Under 17 maschile, abbiamo avuto grandissime conferme da parte di realtà non solo triestine ma anche regionali. E il pomeriggio poi abbiamo incrementato quest'anno l'offerta, diciamo che abbiamo inserito la Calicanto APS, quindi avremo una partita di basket integrato assieme a Calicanto e Leo Club che si occupa anche di opere di questo tipo, e poi alle 7 ci sarà il memorial Dario Bossi in onore di papà mio e di Nicolas, mio fratello, e siamo pronti per questa iniziativa, siamo contentissimi e la città ha risposto presentissima in termini di partner, in termini di collaborazioni anche da parte del comune e della regione, e vi aspettiamo numerosi. Dopo la partita ci sarà anche un breve rinfresco, una festa tenuta da parte di Creativa che ci darà una mano nel piazzale Stradino avere un lieve rinfresco, appunto un momento di convivialità. Ci sarà la musica, ci sarà la somministrazione, si potrà chiaramente prendere da bere e da mangiare e tutti i fondi verranno devoluti ad AIRC. Domenica invece come chiusura ci saranno le finali giovanili più le premiazioni, quindi vi aspettiamo numerosi. Grazie a tutte le realtà, anche la TV, le radio che ci hanno dato questo supporto, e grazie. E grazie per averci seguito, questo è l'ultimo servizio del TG di Tele4, buon proseguimento di serata.